Questo evento è stato fortemente voluto dalla provincia e dal provveditorato per permettere ai genitori e ai ragazzi di terza media di incontrare tutta l'offerta formativa di Mantova e provincia in un unico luogo, insomma. Quindi in questa occasione c'è l'opportunità per i genitori di avere il massimo dell'informazione possibile, perché potranno incontrare le singole scuole che hanno qui uno stand espositivo al secondo piano, ma anche di ricevere informazioni. Abbiamo organizzato dei laboratori nei quali quindi i genitori e o ragazzi possono cercare di capire quali sono le loro attitudini per poter fare una scelta mirata. È uno snodo importante delle scelte personali, dei percorsi dei nostri ragazzi, e avere tutte le scuole riunite in un unico luogo che hanno modo di dare una presentazione completa e sistematica della loro offerta, crediamo sia davvero una grande opportunità. È un momento che è stato colto nella sua importanza, tant'è vero che abbiamo avuto immediatamente un boom di iscrizioni, tanto da non poter accoglierle tutte, ahimè. Comunque questo piano dell'offerta formativa, che ci sembra molto variegato e ci sembra veramente poter incontrare tutte le aspirazioni diverse, i diversi talenti ai nostri ragazzi, potrà essere comunicato in altre situazioni all'interno delle scuole, sul sito della provincia, e comunque ogni qualvolta ci sia volontà anche di un colloquio individuale o con l'istituzione provinciale oppure direttamente con le scuole. La consulta è un organo a livello provinciale dove vengono eletti ogni anno 2 studenti per ogni scuola e si trovano in plenaria generalmente una volta al mese per discutere di progetti che possono essere fatti in tutte le scuole e anche dei problemi che ci sono appunto all'interno di ogni scuola, e si cerca di risolverli. I progetti fatti dalla consulta sono APANTIN, che è un progetto che vede unita la consulta mantovana con APAN per capire i problemi delle corriere, mandando la gente a controllarle direttamente noi studenti. Quest'anno verrà riproposto questo progetto con l'aiuto anche del netto studentesco, che ci darà una mano per avere una visione più ampia del contesto APAN. Siamo molto contenti come Camera di Commercio di aver aderito a questa iniziativa, perché da anni ci occupiamo di orientamento presso le scuole per orientare i ragazzi al mondo del lavoro. Noi ci siamo adoperati ovviamente mettendo a disposizione la nostra struttura, il centro congressi MAMU, e anche contribuendo appunto all'organizzazione dell'iniziativa con il nostro personale. Vorrei sottolineare che proprio per il fatto che la Camera di Commercio ha a disposizione i dati sulle imprese mantovane e non solo del territorio, faremo anche 2 interventi sulla banca dati Excelsior, che dà indicazioni molto preziose, direi, per i ragazzi e anche per i genitori che devono scegliere il percorso professionale dei loro figli, per sapere quali sono gli andamenti economici del nostro territorio e eventualmente dare anche alcuni dati su quelle che sono le prospettive future di assunzione, possibilità di inserimento lavorativo da parte delle imprese.